Ben ritornati con noi, ben arrivati ai nostri ospiti, adesso ve li presenterò subito. Un tema molto importante, molto interessante, quello attuale, riguarda tante persone, molti di voi ci hanno sollecitato al riguardo, ci avete scritto chiedendoci lumi relativamente alla questione della sanità. C'è stato un po' di agitazione in generale, insomma bisogna un po' di far chiarezza. Una sanità veneta che è sempre stata all'eccellenza, ci sono anche dei dati molto interessanti. Luci e ombre però, ci sono questioni che non sempre vanno al meglio. Per quali ragioni? Cercheremo di interpellare le parti direttamente coinvolte, sia sotto il profilo politico, organizzativo e operativo, e vedere di raccontarvi un po' come vanno le cose. Prima di far questo, vediamo i nostri interlocutori, ma ricordiamoci sempre che c'è lo spazio di approfondimento del Sindacato dei Pensionati della CGIL per raccontarvi cosa è bene fare, non dimenticare per avere la pensione bella completa e che quindi i conti tornino. Ma intanto vediamo chi c'è con noi qui in studio quest'oggi. Ben ritornato Fabrizio Boron, Presidente Commissione Sanità, Consiglio regionale del Veneto. Grazie di essere a voi. Qui in studio. Poi stiamo attendendo anche Luciano Sguotti, PD provinciale, speriamo che ci raggiunga in tempo. Comunque noi incominciamo. Mary Pallaro, segretaria regionale funzione pubblica della CISL, quindi rappresenta i tanti lavoratori. Lino Bruni, vicepresidente Confappi Sanità e quindi le aziende private della sanità, grazie anche a lei, a tutti. E il dottor Giampiero Avruscio, dirigente medico ospedaliero AMPO, ovvero Associazione Nazionale Primario Ospedalieri. Perfetto, benissimo, e anche i medici sono ben rappresentati. Andiamo col nostro spazio dedicato ai pensionati e agli anziani, poi ritorniamo in studio.